Salve a tutti, la chiusura dei cicli è un elemento importante nell'economia di questi anni e di questo elemento ne parliamo oggi con il professor Francesco Marangon, economista dell'Università di Udine, che ci racconta appunto quanto è importante pensare a un'economia circolare, a una nuova economia circolare nei confronti delle imprese, nei confronti dell'ente pubblico e nei confronti anche delle cooperative. Professor Marangon, un tema emergente è quello dell'economia circolare. Ci spiega in cosa consiste? L'economia circolare è un'espressione che ha delle radici nel tempo, diciamo ormai da alcuni decenni, ma sta assumendo un'importanza notevole negli ultimi anni grazie proprio a un'azione che la Commissione europea ha voluto lanciare su questo tema. Significa chiudere il cerchio imitando la natura, cioè l'economia che si ispira alla circolarità della natura, dove nulla si crea, nulla si distrugge, dicevano gli studiosi di fisica già molti anni fa. Significa cambiare un'economia che è la dominante, cioè un'economia lineare in cui si estrae, si produce, si trasforma, si distribuisce e poi si scarica nell'ambiente, quello che chiamiamo rifiuti, ma che sono anche le emissioni e tutto ciò che inquina l'ambiente. Ecco, la circolarità significa pensare l'economia fin dall'inizio, pensare i prodotti, pensare i consumi in modo tale che sia, forse un'utopia, ma azzerata la produzione di rifiuti. L'ente pubblico e le amministrazioni locali che ruolo possono giocare nella realizzazione degli obiettivi di un'economia circolare che lei ha così ben descritto? Io direi che innanzitutto dovrebbero farla e praticarla al loro interno, perché certe volte l'ente pubblico, e io ci metto dentro anche l'università, ragiona, interviene, fa ricerca nel nostro caso, insegna certi temi come l'economia circolare ma non la pratica. Significa porre attenzione a tutti i flussi che ci sono di entrata e di uscita nel momento in cui l'ente pubblico produce ciò che deve produrre, i suoi servizi. Significa acquistare carta o acquistare l'energia o gestire la mobilità. Significa però per l'ente pubblico anche mettere in atto delle azioni, ecco che la Commissione europea ha dato degli spunti per questo, in modo che il sistema in cui è inserito l'ente stesso, le comunità locali, le attività imprenditoriali, possano essere ristrutturate, riviste alla luce della circolarità, alla luce per esempio di una modalità di produrre che rende minimi gli scarti che il prodotto può generare. Professor Marangon, anche le piccole e grandi imprese possono ritagliarsi un ruolo favorevole nei flussi produttivi di questa economia circolare? Io direi di sì, e anche proprio il tessuto imprenditoriale della nostra regione ha delle interessantissime possibilità di sviluppo. C'è un termine in campo industriale che viene usato per spiegare in maniera pratica la circolarità ed è la simbiosi industriale. Che cosa vuol dire? Vuol dire mettere assieme settori industriali, ma penso anche a un settore dei servizi o settore agricolo, che di per sé dal punto di vista delle produzioni non hanno collegamenti tra di loro, non è che uno fornisce una materia prima all'altro, un prodotto intermedio all'altro, ma lo scarto di un settore può diventare risorsa per un altro settore. Il mondo agricolo da questo punto di vista è un esempio molto interessante. Nella sua storia è sempre stato un mondo molto circolare, poi con la modernizzazione purtroppo questa circolarità è stata persa. Oggi si punta molto a questo concetto. Faccio un esempio tra tutti, il più semplice: gli impianti a biogas, che possono essere anche considerati con qualche sospetto, invece sono un esempio emblematico della capacità di trasformare uno scarto, un residuo, un refluo in un input per la produzione di energia. E se invece di imprese, diciamo, tradizionali, parliamo di imprese cooperative? Anche in questo caso direi che il mondo cooperativo e la logica dell'impresa cooperativa dovrebbe avere proprio un occhio particolare a questa dimensione. Secondo me il mondo cooperativo potrebbe trovare nella circolarità e nelle iniziative che ci sono dei programmi anche a livello nazionale ma anche regionale per incentivare la circolarità, perché attuare appieno la circolarità significa riuscire ad inserirsi in parti del processo produttivo dove magari qualcuno adesso non è in grado ancora di mettere in connessione
come facciamo nel caso dell'esempio della simbiosi industriale, settori produttivi diversi. Allora ci vogliono delle professionalità, delle imprese in grado di portare una risorsa che è uno scarto verso un'altra impresa che la fa diventare invece un input per la sua attività produttiva. Allora lì ci sono degli spazi sia di competenze personali che di attività imprenditoriali secondo me molto interessanti in cui la cooperazione può inserirsi in maniera splendida.